C'entro anch'io, c'entro anch'io. Bentrovati a Centro Anch'io. In questo ciclo di 15 nuove puntate vi racconteremo personaggi storici che hanno conosciuto la nostra città perché si sono fermati per più o meno tempo. Iniziamo con Buffalo Bill, sì, proprio lui. Nel maggio 1906 il famoso Buffalo Bill, in viaggio nel suo tour europeo, passò da Brescia e si accampò qui a Campo Marte, che allora era la piazza d'armi, con la sua carovana. Dentro un grandissimo tendone dove potevano sedere 12.000 bresciani esibì uno spettacolo western impressionante con 500 attori, fra i quali 100 pelle rossa e addirittura 800 cavalli. Nel suo Wild West Show si sparava e si lanciavano frecce, simulando battaglie tra gli indiani e l'uomo bianco e scene di caccia al bisonte. Ai bresciani concesse solo 2 repliche, poi levò le tende. Bene, ovviamente tornano anche i nostri modi di dire in dialetto bresciano, che abbiamo chiesto ai milanesi in queste 15 puntate. Iniziamo con Disliga la boca al sac. Milanese non solo, si sa, nella città della Madonnina c'è di tutto. Iniziamo le nostre scorribande milanesi in compagnia di questa bella fanciulla, giovane, ma sei diciottenne? Sì. Come ti chiami? Veronica, Appena diciottenne, bene. Veronica, tu di dove sei? di Frosinone. Frosinone, bella, il Lazio e quant'altro. Che fai? Che succede qui a Milano? Che fai? Siamo venute qui in vacanza. Senti, la prima volta che arrivi qui in Lombardia? È la seconda. Verrai pure a Brescia, che siamo qua a 2 passi, bellissimo, c'è il lago di Seo, il lago di Garda. Certo. Mi raccomando, guarda che noi segniamo, veniamo alla presenza o l'assenza. Allora Veronica, prova a leggere questo proverbio. Non è una parolaccia, è disliga. Liga la bocca al sac. Allora, che parola hai capito di questo? C'è una parola di queste 4 o 5 che hai compreso? Bocca al sacco? Brava, bocca e sacco, brava, bocca e sacco, li hai indovinati. Disliga vuol dire... Togli. Sì, togli, apri. Apri. Quindi dai. Apri la bocca al sacco. Quindi vuota il sacco. Svuota il sacco. Ok. Quindi, Sputa l'osso. esatto, questo, insomma, parla, confessa, insomma. Tu hai qualcosa da confessare? No. Niente. Poi a casa ti vedono, Da Frosinone all'America, Massachusetts. What's your name? Bennett. Bennett from Massachusetts, arriva dall'America, sta a Maracano, near Boston, vicino a Boston sta. Tu sei di Boston, where are you from? Boston, yeah. Boston, mamma mia ragazzi, vedete che Milano è un gran Milano, nel senso che è pure internazionale. Do you understand something in Italian? Poco. Poco, capisce poco l'italiano, pure io capisco niente d'inglese, quindi capiremo come viene fuori. Senti un po', it's typical Brixan language, dialetto bresciano. Bennett, what are you do a Boston? Che fai? You are a student? I'm a student in Pennsylvania. I'm from Boston. Lui dice che studia in Pennsylvania e di Boston, abbiamo capito. What do you study? Media communications. Media communication, quindi la comunicazione, i media, la televisione. Allora, se è bravo lo mandiamo in giro a lui a fare le interviste. Allora, prova a ripetere qua, Bennett. Read it. Disliga la bocca al sac. Perché? Lo hai detto bene, disliga la bocca al sac. Disliga la bocca al sac. Wonderful. Disliga la bocca al sac. Pare uno di Polavero. Benissimo, disliga la bocca al sacco, l'ha detto proprio bene. E apri la bocca al sacco, ovvero apri il sacco, svuota, raccontaci quello che ci devi dire, confessa, insomma, come abbiamo detto poco fa. Ok, wonderful, thank you very much. Yeah. Bye. Ciao. Ciao, da Milano, stazione centrale, tutto, grazie. C'entro anch'io.